Non c'è più merce negli scaffali e noi siamo molto preoccupati. I lavoratori sono molto preoccupati perché pensano che il proprio posto di lavoro possa saltare da un momento all'altro. A sbirciare oltre le vetrine ciò che vediamo non può che confermare la preoccupazione dei lavoratori della catena TUOD presente in 16 regioni italiane con 4.000 addetti e 400 punti vendita, 16 dei quali in Veneto fra le province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, per un totale di oltre un centinaio di addetti senza contare quelli dell'indotto. È questo lento e inesorabile segnale di smobilitazione ad allarmare il personale che oggi ha deciso di scioperare. A Milano davanti al punto vendita di via Porara la manifestazione regionale. Il Cavalier Faranda, che è il proprietario del gruppo, dice che ci sono una serie di programmi di uscita, di risvolti positivi. Sono 2 mesi che glielo chiediamo e 2 mesi che sentiamo sempre la stessa cantilena. La catena discount avrebbe accumulato un debito rilevante, ma fino ad ora la proprietà non ha mai presentato un piano industriale. Intanto anche i clienti piano piano si stanno rivolgendo altrove. Anche i clienti appunto sono in diminuzione perché se vengono a fare la spesa e non trovano nulla nei scaffali logicamente si rivolgono a altri punti vendita di altre catene. Nei mesi scorsi l'annuncio della proprietà di voler cedere i punti vendita in Veneto e in Friuli. E sono mesi che ci annunciano che ci sia un interlocutore, alla fine i risultati li abbiamo visti, gli interlocutori non ce ne sono mai stati, siamo anche nel dubbio sui risultati di queste trattative. I sindacati hanno chiesto un incontro al Ministero. Davanti al Ministero la proprietà non potrà più nascondersi dietro un dito, dovrà dire la verità qual è, e cioè qual è la sua esposizione bancaria e dire esattamente se ci sono i progetti, se c'è qualcuno interessato a rilevare tutto il gruppo o anche fare spezzatino.